Amici bellini, siamo in vigilia e quindi godetevi questo mini contenuto perché hanno messo a disposizione tutte le squadre, quindi posso fare tutte le simulazioni che voglio. A grande richiesta tornano le partite, richiesta mia perché io mi diverto, e poi andiamo a concludere con quello che succede, che già si è giocato, il Como, il Bologna, sta giocando la Juve e la formazione del Napoli perché ci sono forse delle novità. Cominciate! Clic. Allora, Luperto e Anghissà. Vediamo bene perché la maglia questa deve essere. Sappiamo che su eFootball non c'è la maglia aggiornata, ma non fa niente. La formazione su eFootball già la schiera abbastanza bene. Vedete che c'è Mazzocchi, Politano, però c'è Giacomino, Raspadori. Io voglio sperare che Lukaku sia pronto e quindi lo mettiamo dentro, e poi la speranza mia è sempre che Spinazzola stia bene al posto di Olivera. Poi anche la panchina, perché c'è ancora un certo Victor Osimhen e quindi ci mettiamo Gilmour, ci mettiamo dentro McTominay al posto di Mario Rui che è fuori rosa. È chiuso il campionato, il famoso, come si dice, il transfer market della Turchia, quindi è rimasto da noi, ha rifiutato tutto. Mettetevi l'anima in pace, Meret, eccetera eccetera. Un po' di tattica, i calci di punizione, vediamo, magari i calcio d'angoli li facciamo battere anche tutti a Politano, così Kvara resta al limite dell'area per un'eventuale respinta. Giocatori che possono andare in attacco, ci mettiamo Di Lorenzo che si può sganciare, e direi cominciamo. Ricordiamo che il football ha aggiornato tutte le squadre, si possono fare tutte le amichevoli, si può scegliere la difficoltà. Ho messo difficoltà Superstar, che è quella subito dopo Legend, insomma abbastanza difficile perché la trasferta a deve essere considerata difficile, e quindi batte il Cagliari. Vediamo subito un po' di pressing da parte di Lukaku e Politano. C'è il buco a centrocampo subito, ma bravo Di Lorenzo. Lobotka per Anghissà, vediamo che avanza un pochino il camerunese. Attenzione, c'è l'inserimento di Mazzocchi, il cross verso Lukaku che viene anticipato. Mazzocchi recupera un buon pallone e sventaglia dalla zona di Kvara che prova il colpo di tacco, contrattacco, buon intercetto di Buongiorno, Spinazzola verso Kvara, avanza Kvara, lascia Spinazzola che va verso la bandierina, si ferma col destro, il cross per Lukaku anticipato ancora una volta, e vediamo che il Cagliari si salva. Di Lorenzo, buono l'anticipo, Lobotka, ancora Anghissà, c'è Politano che cerca un po' di spazio per il tiro, proprio il classico tiro di Politano, colpo di testa di Rachmani, e il Cagliari riparte con Paolo Azzi. Attenzione, Spinazzola non calcola bene questa sventagliata, attenzione, il passaggio al centro ci mette una pezza Alessandro Buongiorno, calcio d'angolo per il Cagliari. Marin la metterà ad uscire, attenzione al primo palo, proprio sul primo palo, attenzione, salvataggio di Lobotka sulla linea, ma Meret c'era. Lukaku interviene, adesso imposta lui e lancia in profondità Kvara, attenzione, Kvara contro uno, forse anche due, si ferma Kvara, cambia tutto, buona palla per Politano che avanza, attenzione, scarica dietro Anghissà, vedi il fatto che Anghissà arriva al tiro, però poi serve più incisività, devo mettere a McTominay sicuramente. Un po' di pressing isolato di Politano e si cambia lato. Perché Lobotka che batte questo? Non lo so. Pinazzola, anticipato Kvara, attenzione, c'è un'opportunità. Napoli è preso un pochino in contro, attenzione, buon intervento ancora di Alessandro Buongiorno che serve Lobotka, ora è Spinazzola che cambia tutto, un passaggio un po' rischioso e infatti il Napoli perde palla. Partita tosta, partita tostissima. Buon recupero di Anghissà, dai ragazzo, Meret, lancio lungo verso Kvara, buono il colpo di testa, Lukaku e viene contrato. Buon recupero di Lobotka, ora è Buongiorno che avanza un po' palla al piede, Kvara si gira, resiste ad una carica, il passaggio per Lukaku è un po' corto e prova la riaggressione il Napoli, ma si muove bene il Cagliari, attenzione, c'è un po' di spazio, deve andare in chiusura Di Lorenzo, deve recuperare Mazzocchi, attenzione a Augello che va verso il fondo, ma il campo è finito. Politano spizza di testa, Napoli la perde di nuovo ma la recupera con Mazzocchi,
che ora alza la testa, serve Di Lorenzo, è lui ad impostare. Lobotka ancora di prima per Anghissà, avanza Anghissà, adesso pallone per il Politano che lascia a Mazzocchi, che ha un po' di spazio per preparare il cross, ancora un colpo di testa, stavolta Kvara impatta ma il pallone è alto. La partita è tosta, dovete sapere che è tosta. Kvara quasi aveva intercettato questo pallone, ora è Prati, pallone in profondità per Azzi, ma è bravissimo, buongiorno Spinazzola verso Lobotka, avanza palla al piede, Stanislav si ferma, vede Kvara ma il passaggio è corto, ancora un tentativo di Luvumbo, avanza di nuovo il Cagliari con Azzi che ci sta dando un po' di fastidio. Azzi, sento Dordi che sono ecco qua, buono l'intervento ancora, attenzione la sforbiciata, piccoli, qualche piccolo imbarazzo difensivo, colpo di testa di Rachmani ma sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Attenzione, svetta Spinazzola che libera, va Lukaku a recuperare il pallone, avanza palla al piede, serve al centro ancora Spinazzola in posizione centrale che però perde palla. Anghissà prova la scivolata, ora si stacca Rachmani, attenzione, presi un po' in contra ma meno male che c'è Buongiorno, pallone che finisce a Kvara ancora per Spinazzola, combaciano i due. Kvara per Anghissà, attenzione questa è buona, Anghissà si ferma, un po' di giochicchia un pochino, palla ancora per Kvara, cerca lo spazio per entrare in area ma viene fermato, non benissimo Kvara questo primo tempo. Ancora un'occasione per Luvumbo, l'altro numero 77, Anghissà, Luvumbo per Meret! E libera Mazzocchi, fine primo tempo col brivido. Quadrato Buongiorno, autore di un'ottima prova, poche palle giocabili per Lukaku, bisogna far di meglio. C'è equilibrio di possesso palla, di tiri totali, di tiri in porta. Andiamo a fare il secondo. Nel frattempo i like. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, Meret si sbraccia, si riscalda e si stiracchia. Lukaku per Anghissà. Dai ragazzi, è una finale. Di Lorenzo ancora Anghissà, si muove Politano, vede il movimento di Mazzocchi, lo serve in profondità, Mazzocchi avanza, il cross arriva al centro, il colpo di testa anticipato Kvara di pochissimo e sarà calcio d'angolo per il Napoli. Dalla bandierina va Matteo Politano, cross a spiovere, arriva Spinazzola, viene anticipato, adesso è Luvumbo, recupera molto bene Lobotka che sventaglia, pallone per Mazzocchi, colpo di testa per Politano, ancora Politano che cerca in profondità Mazzocchi, la palla è lunga, niente, rimaniamo in avanti, Mazzocchi è bravo a recuperarlo questo pallone, al centro per Politano, mettila bene col destro, attenzione Lukaku, attenzione ancora Lukaku, Di Lorenzo ferma Augello, lavora molto sulla corsia destra il Napoli, Politano cambia tutto, Kvara ancora anticipato, ora c'è Luvumbo contro Lobotka, è bravo Lobotka a recuperare il pallone, serve Kvara, attenzione stringe verso il centro, il tiro di Kvara del gol, sembrava assopito Kvara ma lo spunto di quello che è campione, questa maglia un po' pigiamosa. Tiro secco sul secondo palo, neanche tanto a giro ma proprio forte, di collo pieno, piede, il collo piede, boom, 0-1, vai Napoli, non ti disunire, non credere che sia fatta, serrare i ranghi, ecco qua, Rachmani, Anghissà, attenzione, un pochino di qua, presunzione, un po' di leggerezza, il tiro, Meret, rilancio di Meret verso Kvara, stop di petto, il passaggio è buono per Spinazzola che prova ad andare in velocità ma viene fermato, ancora da Paolo Azzi, ora è Zappa, Jerry Mina e ora Luperto, anticipo secco di Mazzocchi che adesso recupera il pallone dopo lo scambio con Politano, il cross viene ribattuto da Lupetto e sarà rimessa laterale. Ollo Clapadù, Mazzocchi vede Lobotka,
Il controllo di Lobotka, il retropassaggio però viene intercettato da Luvumbo. Attenzione, attenzione, Luvumbo era stato intercettato da Lapadula, il pallone per Lapadula, aiuto, Rachmani in recupero, Lapadu, Luvumbo! Solo esterno della rete, ma abbiamo tremato. Ripartenze veloci del Cagliari ci stanno mettendo un po' in difficoltà. Meret, lancio verso Lukaku che svetta di testa, ci arriva, va Kvara. Il pallone è conteso, la recupera Spinazzola, ancora Kvara sul versante sinistro, riesce per un momento a superare l'avversario ma poi la perde. Ora è Lapadula, Di Lorenzo intercetta bene, Anghissà aiuta, pallone per Politano che però prova la solita finta a rientrare ma Luperto non ci casca. Conte serve qualche cambio, li vedo stanchi. Politano sventaglia verso il centro, ancora nulla per Lukaku, Politano però recupera bene il pallone. Vede il movimento di Mazzocchi che prova ad entrare in area, intervento sospetto ma sul pallone da parte di Deiola. Non ci arriva adesso Di Lorenzo, attenzione, recupera il capitano e lascia Rachmani che si rifugia da Meret. Lancio lungo verso Spinazzola che però non ci arriva e c'è un altro cambio, entra Pavoletti, entra Jankto. Tutti nomi che conoscete molto bene. Serve qualche cambio anche a noi. Olivera al posto di Mazzocchi che ha speso tanto. Di conseguenza vediamo, andrà Spinazzola sulla destra. No, va Giovanni Di Lorenzo più avanti, Rachmani braccetto, Buongiorno centrale, Olivera braccetto di sinistra. Si pensa a McTominay ma forse è presto. Applausi di Mazzocchi, buona gara Mazzocchi. Vediamo buon fraseggio del Cagliari in questo momento, esce bene Buongiorno e lancia Lukaku, attenzione il movimento di Kvara, Kvara ha un po' di spazio davanti a sé, avanza palla al piede, Kvara guarda al centro, il passaggio per Lukaku, erra sotterra e viene anticipato da Luperto, ancora un buon break di Lobotka che prova il tiro, la parata in calcio d'angolo, Politano dalla bandierina, il cross al centro, Lukaku non interviene e riparte il Cagliari, occhio, Pavoletti attaccato da Olivera, va a vuoto Olivera, Pavoletti attenzione, Lapadula viene ad aiutare i compagni Anghissà e rilancia in avanti ma il pallone è corto, recupera la palla Marin, attenzione a Deiola, il movimento, il passaggio in profondità, Meret, c'è un macello, che sta succedendo? È un lock all'83esimo. C'è il gol dell'ex, inesorabile il gol di Pavoletti, vediamo in questa uscita Meret non è precisissimo e Olivera spazza il pallone ma non abbastanza e c'è il gol di Pavoloso e si corre ai ripari dentro Simeone per Spinazzola, quindi ci sarà un cambio di modulo 4-2-1-3 per capirci, con Simeone che va dietro la punta, in realtà è Lukaku che va dietro Simeone per andare a fare un po' di lotta a centrocampo e Simeone più per la profondità, difesa a 4 ed entra anche David Neres dai Napoli. Guarda Neres come entra fiocco e moscio, la voglia di vivere. Anghissà ci pensa un pochino, poi serve Lukaku che fa sponda con Simeone, attenzione Simeone, buono il pallone in profondità per Kvara che viene però anticipato. Ora occhio al Cagliari, è buono il break di Buongiorno che subisce fallo, batte velocemente Anghissà, attenzione Simeone, il pallone per Kvara, prova il cross verso Lukaku, anticipato ancora una volta di testa e bravo Anghissà, ancora Kvara, cerca lo spazio per il tiro, viene fermato da Marin. Ora è Luperto che con molta calma manda a vuoto Anghissà, mandato a vuoto anche Di Lorenzo ma recupera palla Lobotka, pallone per Neres, attenzione Neres in profondità per lo scatto di Lukaku, attenzione Simeone si gira il sinistro ed è gol! Simeone! Assist di Lukaku per Giovanni Simeone! Qua sta diventando la zona Conte, noi così tutta la stagione non resisteremo. Occhio adesso, attenzione, Buongiorno non riesce a intervenire, attenzione Meret di piede, Lukaku, il pallone sparacchiato in avanti, Simeone di testa, Kvara da solo, avanza, vai fino in fondo, fai swalk, rimani sulla bandierina, oh, bravo, la mette in mezzo perché non si accontenta, Lukaku, ancora Neres su Lukaku, contrato.
Ed è finita! È finita! Non facile, non è facile! Dovete lasciare i like, 21.000, perché 2-1, CG, 21.000, no, 2.100. Non avevo manco dato il benvenuto a Nico Piro, che poi è Nico Paz. Il Como ha sfiorato l'impresa, va avanti 2-0, poi il Bologna la acciuffa per i capelli con Iling Junior. Avevo detto, sono curioso di vedere Iling Junior nel Bologna, quindi italiano che non convince, un po' di problematiche. In questo momento è cominciata la partita con la Juve dell'Empoli e Ceperini in porta, questa è la grande sorpresa, così, ma a noi diciamo ci interessa, perché ci interessa, però mi rendo conto che ci interessa più la nostra formazione. Questi secondo me sono quelli sicuri del posto. Poi è la questione Anghissà che arriva tardi, così Conte ci ha detto Anghissà si è allenato molto bene, quindi mi sa di frase che dice vabbè, Anghissà gioca. E la questione è anche a parità di condizione gioca Anghissà o gioca McTominay, visto che McTominay deve entrare secondo me in certi automatismi. Vedremo inizialmente ancora Anghissà, poi McTominay è uomo che può entrare nel secondo tempo. A sinistra tutti stanno parlando di Olivera, io non ho informazioni, vuol dire che veramente ancora Spinazzola o definitivamente Spinazzola dall'inizio non può giocare, ne ha pochissimi minuti nelle gambe, veramente un peccato, perché secondo me tecnicamente ci sta tutto Spinazzola, però se fisicamente non reggi è giusto che sia così. Quindi con Olivera lì ci fanno sapere che Kvara è completamente ristabilito, non ci dovrebbero essere problemi. Tutti parlano di Lukaku dal primo minuto, anche lui potrebbe non avere tutti i 90 nelle gambe, però cominciamo con Lukaku e cominciamo a mettere un po' di apprensione al Cagliari. E poi onestamente Neres, qualcuno diceva forse è pretattica, gioca Neres sicuro, io penso che giochi sempre Politano, almeno in queste fasi della partita, del campionato. Diamo il pallone a Kvara perché ha segnato nella simulazione e poi l'ha risolta Simeone. E poi vi volevo far leggere questa cosa che mi hanno girato gli amici Bellini, un articolo di Tutto Napoli che mi ricorda di un episodio che forse non tutti si ricorderanno. Insomma, era il 2019 quando Lukaku insomma fu vittima di un altro episodio acerbista proprio a Cagliari, e il successivo comunicato del Cagliari fu abbastanza netto, giusto, dice noi li vogliamo individuare anche se sono pochi, anche se è uno solo va individuato e va escluso, e va bene. Lukaku fa un post dove dice non è possibile accettare ancora queste cose, mentre la curva nord dell'Inter scrisse così: ciao Romelu, ti scriviamo a nome della curva nord. Sì, i ragazzi che ti hanno dato il benvenuto appena arrivato a Milano, ci spiace molto che tu abbia pensato che quanto accaduto a Cagliari sia stato acerbismo. Devi capire che l'Italia non è come molti altri paesi europei dove l'acerbismo è un vero problema. Capiamo e ciò è quello che possa esserti sembrato, ma non è così. In Italia usiamo certi modi solo per aiutare la squadra e cercare di rendere nervosi gli avversari, non per acerbismo, ma per farli sbagliare. Male, molto male. Romelu, stai tranquillo, noi siamo diversi e se succede non giustifichiamo gli ultra della squadra avversaria, ma ti siamo vicini. E io ricordo sempre una frase: non siamo noi a poter decidere cosa è offensivo per gli altri, lo decide chi è offeso, chi si sente offeso. E quindi chissà se avverrà ancora. Metti Lukaku, aggiungici la rivalità storica che hanno i tifosi del Cagliari nei nostri confronti, potrebbe essere un mix esplosivo che insomma ci auguriamo non sfoci in queste cose acerbistiche. Un amico bellino mi segnala che chi prende la maglia da Amazon stanno ancora spedendo quella senza sorgesana, comunicazione di servizio, perché evidentemente hanno ancora tante maglie da smaltire. E velocemente, questa potrebbe essere la formazione del Cagliari. Si parlano di probabili formazioni con Scuffet, ricordate, no? Si parlava di Scuffet e di Meret, Zappa, Mina, Luperto, Zortea,
Deiola, Marin, Gaetano, Augello, Luvumbo, altro numero 77, piccoli. Qualcuno però parlava di Palomino in difesa e quindi vediamo, insomma, non si può sapere. Insomma, fatemi sapere se secondo voi Spinazzola una partita la può fare oppure no. Dobbiamo sempre arrangiarci. E siamo pronti domani anche live, quindi l'orario è perfetto, quindi live andate a già mettere i like preventivi che sapete che funzionano, i like su questo video, e iscrivetevi anche al canale perché si è sbloccato il fatto che ho detto ieri di YouTube che tolgono gli iscritti che già sono iscritti. Controllate se vi va, è una questione di cortesia. Io vi abbraccio, vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto.